17 dicembre 2025, Contrada Murrera, frazione di Decimomannu, Meito Campidano. I carabinieri dell'11° nucleo operativo ambientale di Cagliari entrano in azione all'alba. Davanti a loro si apre uno scenario che definire preoccupante e riduttivo. 3 ettari di terreno trasformati in una discarica abusiva, rifiuti speciali pericolosi accatastati ovunque, tracce evidenti di combustione illecita, telecamere di sorveglianza piazzate strategicamente. Non è l'opera di incivili che scaricano l'immondizia, ma un'operazione organizzata, pianificata, duratura. 2 persone vengono arrestate, altre 2 denunciate. Il sito viene sequestrato. Decimomannu conta 2000 abitanti. Questa discarica dista 500 metri dalle case. Per mesi, forse anni, camion hanno scaricato di notte mentre le telecamere registravano. Odori fetidi, fumi sospetti, ma nessuno osava parlare. Paura di ritorsioni, paura di scoprire che ci fosse dietro. Paura della legge del silenzio che in Sardegna non è più solo folklore mafioso, ma realtà quotidiana. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e metti like per sostenere chi dà voce alla nostra terra. Se ti interessa, hai voglia, ma soprattutto tempo, ti consiglio il mio discorso completo dove scoprirai come l'ecomafia sta avvelenando il cuore della Sardegna, a 2 passi dalle nostre case.